Prima e a fianco dell'esperienza sul campo c'è la formazione e vale anche per la politica. A Gallio, sull'altopiano di Asiago, torna allora la Spring School, fine settimana promosso dal senatore Antonio De Poli. Soprattutto in politica servono persone che abbiano competenza, capacità, chiaramente onestà, ma che sappiano concretamente come amministrare un comune, una provincia, una regione e tanto più chiaramente a livello nazionale. Ospite d'onore il ministro dell'Agricoltura Francesco Lollobrigida. Avere consapevolezza fin da ragazzi di quelli che sono gli obiettivi da raggiungere, non in termini personali, ma per la propria comunità locale e anche per la nazione, è un elemento strategico. Dal PNRR da migliorare alla carne sintetica, l'alimentazione non è solo business, vietarla è una precauzione per proteggere la popolazione da prodotti non testati. Il ministro è fermo sui temi più stringenti. Fair play poi sul rapporto con gli alleati e con la Lega dopo l'uscita dell'assessore regionale Marcato contro maggiori spazi a Fratelli d'Italia in Veneto. Lazio e la Lega ha 3 eletti, lo dico ai colleghi che dal palco in maniera volgare utilizzano termini impropri, lo dico invece con grande educazione. Qui in Veneto sono state fatte altre scelte, non c'è cambiato niente, siamo sempre comunque il primo partito oggi del nord Italia, quindi questo dato per noi è poco significativo, non è con le poltrone che si conquista il consenso, è con le idee. Sul palco dibattito ad ampio raggio partecipa anche il senatore Maurizio Gasparri. Ci vuole partecipazione perché poi la politica c'è, non può essere delegata ai social, quindi la politica fatta con gli incontri, con la formazione, con lo scambio diretto delle opinioni, io penso che non debba essere abbandonata. Ad ascoltare la generazione Z, quelli che saranno gli amministratori di domani. Avendo il tempo di organizzarti, per dirla con le piante, seminare.